Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Nosgir che è velocissimo fra i nastri e si porta a condurre. Guida il favorito Nosgir, Matteo Zaccherini in sediolo, in seconda posizione Numero veloce 4, come sempre Udine Cassa, Vasciglia, sbagliato invece Vaciglia. squalificato. E viene squalificata, i primi 200 se ne vanno in 15,8 e cavalli davanti alle tribune con in vantaggio il favorito Nosgir, seconda posizione per Udine Cas che precede Uppercuzzi, poi Pickering in quinta posizione. C'è Only Lest che è partito molto sollecito dal secondo nastro, più indietro sono Tattoo e Peter Pan GSO che invece ha avuto problemi in avvio. Modera l'andatura il leader 31,9 i 400 e 600 che stanno per completarsi con Nosgir leader in 49,2. Seconda posizione per Udine Cas, in terza c'è Uppercuzzi e tutti in fila indiana praticamente alle spalle del favorito Nosgir che si appresta a completare gli 800 con un ritmo davvero ridotto. Il mezzo miglio iniziale in 1,6 e 1 da 1,22 e mezzo. Si affronta la curva che va a completare il chilometro iniziale. Nosgir si trascina sempre Udine Cas, Uppercuzzi, quindi Pickering e Only Lest in una soluzione tattica che non cambia nemmeno dopo 1000 metri in 1,23,4, addirittura 17,3 il parziale in curva. Nosgir si mantiene in vantaggio, esce Only Lest all'esterno. A un giro dalla conclusione cerca di avvicinare i primi, si trascina l'altro penalizzato Tattoo che sul ritmo davvero blando del primo chilometro è riuscito a recuperare e anche Peter Pan GSO è ora ricongiunto in coda. Tanto parziale ancora in 16,4 e Nosgir la fa diventare la corsa praticamente uno sprint finale, 500 metri. Deve ancora accelerare, ora si fa luce Only Lest, raggiunge Udine Cas, tenta di avvicinare anche Nosgir che ha accelerato con un parziale in 15,8. Nosgir leader, Only Lest al suo esterno, poi Tattoo. Alla corda c'è sempre Udine Cas con in schiena Uppercuzzi, metà dell'ultima curva superato con Nosgir che accelera gradualmente, Only Lest si impegna al suo esterno, mentre alla corda c'è Udine Cas. Retta d'arrivo, Nosgir ora accelera dopo un 15,7 ancora il traccheggio in curva. Nel finale non può che andare a tutta e vincere chiaramente su Only Lest, mentre al terzo finisce ancora Udine Cas, 1,20,9. Sul doppio chilometro c'è un 29,5 a chiudere, ma davvero tutto molto semplice per Nosgir che rientrava. Matteo Zaccherini l'ha impegnato con molta cautela ugualmente, ma il gap fra Nosgir e gli altri probabilmente è talmente evidente che nessuno se l'è sentita di uscire all'esterno ed è stato il penalizzato Only Lest che invece ha corso molto bene con un chilometro scoperto all'esterno. Alla fine è ancora secondo, mentre al terzo Udine Cas. La vittoria per Nosgir, 1,95 la quota, Matteo Zaccherini in sediolo per il training di Emanuele Ossani.